si la fanno passare, si va a costruire, aprendo il mondo, si sale il programma, aprendo il passato, non te lo vuoi niente, perché non lo va, le mani! Si tutti insieme, e per l'Italia, il Succede che questo si sparga la voce con tutto il Napoli che c'è un gay, si sparga la voce come ministro e in gita stiamo facendo un applauso a questo, si spera la voce che questo gay è in gita, cioè è possibile mai quella religione è in gita e come un convinto ti sto dicendo che vai a mandare e vedere questi 27 mesi infatti quello è in gita. Dice, ma come è possibile? Ma come mi chiamate? Io mi chiamo Pasqualini, ma io mi credevo che avevo mangiato, insomma. Però vedete che stavolta crescevo giorno per giorno, e io sono preoccupato, ci può fare che avevo la pasta. Sono giunto all'ospedale, venne fatte le radiografie, e quindi le radiografie sono asciughe che sono gite di 7 mesi. Ora la gente, sai, si spara la voce tutta Napoli e provincia, come viene il giorno del partoramento. Tutta la gente sotto l'ospedale, fasce, giornalisti, cose, tutte queste cose qua. Partorisce questa regione, partorisce e si è fatto un bello mascolone, una bella prova, bellissimo. Bello chiatto, bello con le guance così bello. E lui sta dentro, diciamo, il nido dove stanno tutti i bambini. Tutti i bambini piangono. Solamente questo bambino non piange. Allora la gente dice, ma come è possibile? Ma tu non lo puoi, è bello, veramente bello. Tutto quanto chiamano soltanto su creatura non chiama. Allora ci vogliamo a casa sala, capito perché è successo questo? Fanno un po' e non danno conto su creatura. Chiamano la casa sala e dice, signore, ma come va tutti i bambini piangono? E questo bambino proprio non piange? Non chiaglia. Provateci a lavare, ma molto si va a culo, lo lasceremo come chiama. Ci vediamo dopo ragazzi. Allora, signore e signori, Roberto Stallone, sì. Allora signori, la barzelletta non la diciamo, andiamo direttamente, poi vi faccio ascoltare qualche cosa, poi facciamo sì, non è mai vero, non è successo niente, maestro, non preoccupate, non va volete, che siamo qua, allora, cominciamo con la versione svelta o la versione lenta? Svelta? Sì. Allora signori, voglio dirvi una cosa, io ringrazio tutte le persone, vi ringrazio veramente. Dove c'è la batteria? Questo c'è la chitarra. Ci vuole una forza? Sì, posso. Allora volevo dire, grazie per tutte le persone che hanno acquistato la cassetta, però voi non lo sapete, è una cosa importante. In Italia sta funzionando assai il latino americano e io ho fatto 2 LP, purtroppo uno è finito e ce n'è rimasto un altro che si chiama Napoletano latinoamericano, da proprio il titolo a spallone nuovo quest'anno insieme ai poster e tutte queste cose qua, e c'è quella cassetta. Se voi acquistate quella cassetta, ora dopo vi faccio, tra poco vi faccio ascoltare le canzoni che ci stanno incluse dentro, sono belline, vedete? Allora, un attimino, facciamo subito una canzone sfiziosa e poi andiamo subito, andiamo proprio alla grande.
Va bene? Ecco. Pronti? A destra! Le mani! Vai! Vai! Başımı taşıyla koş.